Disagi tanti venerdì sera all'ora di cena e anche oltre al punto vaccini in fiera. Si sono accumulati ritardi fino a un'ora che hanno costretto alcune centinaia di cittadini, tra questi molti anziani, ad aspettare in piedi al freddo senza nemmeno una sedia o una panchina e un bicchiere d'acqua. Come documentato dalle immagini di Padova oggi, una serata da dimenticare. Verso le 21 sono intervenute le forze dell'ordine per calmare i presenti, che si erano molto infastiditi, e con loro anche gli operatori sanitari. Molti cittadini, vista la coda, se ne sono andati, rinunciando a vaccinarsi. Altri temevano di perdere la prenotazione e hanno resistito. Le sedie sono arrivate, ma da casa di alcuni dei cittadini in coda. Nonostante il ritardo di un'ora, l'Ulse Ugane ha garantito di riuscire a terminare tutti i prenotati nel corso della serata. Fuori dal parcheggio del padiglione 6, la coda è arrivata anche fino in via Tommaseo, di fronte al comando provinciale Carabinieri.